Eccoci qua con Mister Gava, un 1-1 sotto un tempo impietoso, ha piovuto di rotto tutta la partita, si è temuto anche la sospensione, però alla fine si è giocato. È un 1-1 che la soddisfa o ha qualcosa da recriminare? Alla fine della fiera diciamo di sì, però sull'1-0 abbiamo fallito un'occasione clamorosa che se per caso riuscivamo a finalizzare quell'azione lì, se andava sul 2-0 la partita per loro diventava più difficile. Infatti dopo sull'azione successiva abbiamo peccato di ingenuità e hanno pareggiato la partita. Dopo abbiamo cercato di spingere sull'acceleratore per cercare di recuperare il risultato, però si sono difesi bene e niente, è finita così, peccato perché se si riusciva a fare 3 punti oggi facevamo un bel pezzettino avanti. Sì, è da dire anche che comunque sì, abbiamo sbagliato il gol del 2-0, però nel primo tempo hanno preso un palo, hanno sviluppato un buon gioco e sono stati un po' sfortunati. Certo che siamo stati un po' ingenui, questa è la partita forse da portare a casa con un pizzico di più attenzione, però il campo era quasi impossibile. Sì, il campo purtroppo non ci ha permesso di giocare come sappiamo e ci portiamo a casa a questo punto che fa classifica e adesso guardiamo avanti e cercheremo di riscattarci domenica prossima contro la Vatolese, che è un'ottima squadra e lì vediamo cosa riusciremo a fare. Perciò si guarda avanti, insomma, questo lo archiviamo e ormai guardando anche la classifica, insomma, agganciare i playoff è un'utopia e bisogna guardarsi dietro, come diceva lei. Insomma. Sì, penso che avanti diventa una cosa irraggiungibile perché corrono forte e noi dobbiamo cercare di rimanere nella zona tranquilla in modo di non trovarci guaiati dietro, che è la cosa più importante. Abbiamo tenuto dietro questa squadra qui. Abbiamo 8 punti dalla partultima perché dopo mi sembra che c'è due squadre che secondo me non lo so se riescono a rientrare in gioco per fare i play out. Comunque è un punto che ci dà morale e adesso guarderemo avanti. Bene, grazie mister.